Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette, accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle Calmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Ci siamo, come avevamo promesso, ore 15 in diretta per parlare di Udinese, la nostra rubrica quotidiana dedicata al mondo dello sport friulano. Ciao Alessandro. Ciao Stefano. Non so che ti faccio tante presentazioni, tanto ti vedono tutti i giorni, ti conoscono. Sarei un po' meritata, però no, scherzo. Basta presentazione. Oggi non mi c'è sono tempo, vestito come te, come me ieri. Noi ci scambiamo i maglioni, abbiamo pochi soldi, è tutto udinese. La stessa taglia. Che dire, abbiamo tante notizie, togliamo i convenevoli e partiamo subito con le notizie. Parliamo prima di tutto di basket, perché l'Apuca è prima in classifica, abbiamo parlato anche ieri. Insomma, finalmente anche il territorio sta capendo l'importanza di questo risultato e di questo straordinario percorso che sta facendo l'Apu Udine, e ovviamente è arrivata una risposta importantissima dal tifo. Sì, cioè biglietti sold out, bruciati tutti i biglietti a disposizione in pochissimi minuti. Ovviamente parliamo di meno di 2 ore, quindi veramente parliamo di veramente molto molto poco, ed è una grande risposta, perché era un po' quello che chiedeva anche un po' lo stesso coach Vertemati, ma la stessa società in generale, cioè di avere una risposta, ok, per queste ultime partite in casa, per inseguire tutti assieme un sogno. C'è stata una grande risposta già contro Cantù nell'ultima partita casalinga, c'era già stata prima con Piacenza, adesso arriva forse uno degli avversari più prestigiosi, più belli da seguire, anche una delle sfide un po' più emozionanti, no? Che ci sono in questo momento, quello con la Fortitudo, e la febbre da uno, perché vuoi un po' per la classifica, ma vuoi soprattutto anche per l'avversario che verrà a Udine domenica. I biglietti sono scappati via, quindi è chiaro che è una grandissima risposta per una grandissima sfida. Però, per parlare di tutto questo, Stefano, noi non siamo soli oggi. No, non siamo soli, e con noi c'è Brand Ambassador. Chi meglio di lui? Chi meglio di lui? Il Brand Ambassador, o nonché ex grande capitano della Udine, Michele Antonutti. Ciao Michele, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a tutti amici della Palla Spicchi. Nonché nostro grande amico, Ovvio. nostro amico di tutto udinese. Compagno di avventura ormai. Allora, è giusto che ci sia questa risposta, secondo me. Dico la parola è giusto perché finalmente, insomma, si sente, no? Quello che sta facendo la squadra, no Michele? Sì, è giusto, ma ti dico anche che è sempre stata così. E questo è da ringraziare in tutti gli anni che Udine è stata in Lega 2, perché io penso che tutte le sfide fatte con la Fortitudo, tutte le sfide fatte contro squadre di cartello, Udine abbia sempre risposto sold out. È chiaro che adesso c'è bisogno ancora di più
della vicinanza, del sostegno, del calore del nostro pubblico, perché mai come quest'anno con la formula della promozione diretta si è così vicino a un traguardo importante, e come voi ben sapete che siete uomini di sport di ogni tipo di palla, solo quando c'è sinergia totale tra la squadra, l'ambiente che lavora intorno e il pubblico si arriva ai traguardi importanti. Che poi è un Apu, Michele, che arriva con grande entusiasmo, perché aveva una partita trappola, io la definisco così, quella che è stata contro la Juve Cremona, una partita però approcciata in maniera perfetta, condotta in maniera perfetta per quasi 3/4 della gara, arriva un successo importantissimo, e adesso forse è un po' esagerato, però veramente puoi cominciare a guardare il calendario facendo anche i primi calcoli, perché veramente adesso Udine si presenta da squadra da battere, ma che tutti fanno fatica a battere. Sì, hai detto molto bene, tutti davano la gara di Cremona come una gara scontata, invece non lo era, perché è una partita che aveva le difficoltà del ritorno della Coppa Italia, aveva le difficoltà di sottovalutare una squadra che poteva essere in fondo alla classifica, le difficoltà anche di una squadra che è in fondo alla classifica e vuole evitare la retrocessione il più possibile, quindi c'erano tante variabili pericolose, e invece Udine ha fatto capire dalla palla 2 che lei guarda direttamente a un obiettivo, a quello che ha in casa, al proprio allenamento, e questa è una grande qualità di questa squadra. Se noi pensiamo che il primo posto è meritato perché la squadra che ha avuto più costanza rispetto a tutte, non ha mai perso più di 2 partite di fila, e questo in un campionato così lungo non è mai facile. Se voi pensate che la lunghezza e la difficoltà di questo campionato di Lega 2 si vede nel fatto che quando in Serie A1 c'erano giocate 18 partite, la Lega 2 ne aveva già giocate 29. Quindi pensate voi, un calendario quasi d'Eurolega, e quindi va al merito a una squadra che ha partecipato a tutte le competizioni ma non ha mai avuto un vero momento di crisi. Questo va grande merito al coach Bertemati e a una squadra di giocatori che sanno cosa vuol dire stare in alto. Sì, che tra l'altro anche sta in alto in maniera un po' inaspettata, perché se tu vai a guardare i ranking, no, di inizio stagione, le griglie di partenza dei vari quotidiani, Apu che non veniva messa tra le prime 4, no? C'era Cantù, c'era Brindisi, e poi c'era l'Apu. Invece Apu che si è imposta come veramente la prima forza del campionato, e lo ha dimostrato su tutti i campi. Ecco, questa a noi magari che la viviamo tutti i giorni non ci sorprende, però poi ha sorpreso l'intero campionato, che vedeva teoricamente Cantù la grande protagonista, grande favorita assieme a Brindisi. Ma anche la stessa Fortitudo. Alla Fortitudo. Sono contento che hai sottolineato questo concetto, perché Udine negli ultimi anni è stata nei ranking sempre prima o seconda, quindi con una pressione veramente tosta, con gli ambienti tutti che davano già Udine come promosso ogni anno. Invece quest'anno io penso che sia stato anche questo un piccolo segreto, perché anche il pubblico udinese inizialmente diceva beh, vediamo come andrà l'anno, ci giochiamo i playoff, quindi c'era un ambiente che pian piano si coinvolgeva sempre di più, non dava nulla per scontato, e nello sport sapete bene che scontato non c'è nulla, e quindi quest'anno io penso che tutte queste piccole variabili abbiano portato a una grande crescita, maturità, l'ambiente ha avuto un salto di qualità sulla maturità incredibile, pochissime parole, pochissimi sbandieramenti di traguardi, di obiettivi, ma semplicemente partita per partita, godersi e viverla con grande intensità. E questo penso che sia il segreto per cui Udine sia in questo momento in quella posizione lì. Vi faccio un esempio: Cantù invece una squadra che era data già come Trapani, promossa direttamente senza problemi, con un organico anche troppo forte, perché anche questo è da sottolineare, ci vogliono, io lo dico sempre, in Lega 2 i giocatori che siano adatti a questo tipo di campionato. Spesso ci sono ottimi giocatori di A1 ma che sono magari degli specialisti, sono adatti a essere dei coprimari. Quando scendi in Lega 2 c'è un basket totalmente diverso, in cui gli italiani sono protagonisti, quindi cambia completamente, non hai 6 americani, quindi vengono fuori anche le personalità dei giocatori, e in questo credo che quest'anno si sia vista una grande maturità e completezza da parte di tutti i giocatori della rosa. Che sensazioni ti suscita la Fortitudo, che è sempre un avversario un po' particolare, io aggiungo un po' diverso dagli altri, no? Soprattutto anche per la sua storia, eccetera, eccetera. Cioè, arrivare a giocare su una partita così importante, non è un crocevia della stagione, lo sappiamo, però è una partita che può dire tanto per quell'obiettivo lì, che ancora non nominiamo, e farlo contro la Fortitudo ha un valore forse ancora più speciale, no Michele?
Sì, ha un valore speciale intanto per la tradizione delle due squadre, intanto per il non buon sangue che corre tra le due squadre. Voi sapete che alla fine c'è sempre un'energia che corre tra queste rivalità sportive. Si pensa che dovrebbero arrivare a Udine tra i 250 tifosi della Fortitudo Bologna, quindi vedremo anche una delle poche volte lo spicchio dei tifosi sovraffollato. Quindi è lì che si chiederà anche al pubblico del Carnera di essere molto rumoroso e molto avvicino ai nostri colori, perché sappiamo anche come la Fortitudo abbia sempre un tipo molto rumoroso, che si fa sentire, che incita la squadra. Detto questo, è la partita che tutti i giocatori vogliono giocare, è la partita in cui nessun allenatore deve dare motivazioni, perché automaticamente i giocatori se lo trovano da soli. Io penso che coach Vertemati abbia fatto un gran lavoro nella partita contro Cremona, perché forse la cosa più difficile era trovare le giuste motivazioni, perché giocatori abituati ai grandi palcoscenici vanno magari in un campo in cui è semivuoto, nonostante abbiano regalato i biglietti. Questo può togliere un po' di concentrazione e intensità. Invece questa partita contro Bologna è la partita che ogni giocatore attende, e quindi sono sicuro che la risposta del pubblico arriverà automaticamente anche la risposta dei giocatori. Penso che questa partita abbia un fascino particolare. La partita di Coppa Italia si è giocata nel clima di Bologna, nel loro scala della pallacanestro, e quindi c'è grande storia. Quando alzi gli occhi vedi i nomi di giocatori tipo Schulz, tipo Myers, e quindi fa capire la storia di questa società. Noi abbiamo in questo momento, credo, tutto apparecchiato per essere nel momento perfetto per giocarla, con una maturità giusta per giocarla, con i punti di vantaggio giusti e con un'attenzione anche, come sto spiegando spesso, alla differenza canestri, perché ricordiamo che a Bologna abbiamo perso, e quindi è importante, se dovesse esserci un finale a pari punti, anche la differenza canestri, per poi definire che se si arriva a pari punti a fine campionato, avere il vantaggio dei canestri vorrebbe dire anche il vantaggio dei punti. Sì, tu che di campionati ne hai vinti, 6 finali da qui alla fine, cosa serve per portare a casa poi l'obiettivo? So che domanda da $1 milione, però te la faccio perché lo so che tu questa cosa l'hai già fatta. Sì, guarda, io penso non sia da $1 milione, sia una domanda molto chiara per chi ha già vinto. È il pensare e calcolare troppo a lungo termine un obiettivo spesso ti porta al boomerang, a girare quell'emozionalità non più come qualcosa che ti dà energia, ma come qualcosa che te la toglie. Ecco, questo è quello che Udine sa e lo capisce, lo vede bene, perché la partita di Cremona è l'esempio. Udine ha giocato subito come fosse la sua finale, non ha dato possibilità a Cremona di entrare in partita, perché se pensiamo lo scarto minimo era 10 punti. Quindi questa è un'altra finale, è una partita da giocare con grande entusiasmo, ed è una partita. Le altre 6 non hanno grande valore adesso, perché l'obiettivo a breve termine è una buona settimana di allenamento, una buona cura del proprio corpo, perché adesso sono le fatiche di una stagione intera, un'attenzione quindi anche ai propri infortuni, e un'idea di squadra adesso in cui il singolo non ha tanto valore, e adesso la vittoria è solo un bene comune, perché se si vince tutti assieme, da chi gioca pochi minuti a chi ne gioca tanti. Se si perde tutti. Guarda, ti faccio solo una domanda sui singoli, anche se tu non volevi parlare di singoli, ma perché l'ultima volta che eri venuto qua da noi ospite, come avevamo fatto il tuo speciale per il ritiro, tu mi avevi detto una cosa che mi era rimasta impressa. A Udine noi siamo molto tranquilli, vogliamo un giocatore nero sotto canestro, no? Un americano che giochi sotto canestro, un lungo sotto canestro, no? E quest'anno Udine per scelte non ce l'aveva, però poi dopo in realtà l'abbiamo trovato lo stesso, cioè questa è stata anche forse un po' la bravura di coach Vertemati nel trovare un Johnson che è praticamente un dominatore dell'area, ed è forse in questo momento anche quell'arma in più proprio a livello di fisicità, di presenza a rimbalzo, cioè anche con Cremona è stato il migliore in campo senza dubbio. Sì, è poi paradossale, perché nonostante magari sei primo in classifica, sei a 6 punti dalla seconda e tutto, e continuamente c'è questa continua richiesta, ma se avessimo un lungo, ma se avessimo un totem sotto canestro. Allora, lo spiego bene, che ci vogliono anche i giocatori adatti alla tipologia di gioco che ogni allenatore ha. Quindi io penso che se noi mettiamo anche una squadra che
improntate in un certo tipo di gioco in cui magari il lunghi non è l'obiettivo principale, possiamo prendere anche il giocatore più forte del mondo, ma se l'impronta del gioco è diverso, potrebbe essere che quel giocatore lì addirittura si trovi a disagio a non giocare in un ruolo in cui è accentratore. Quindi i ruoli che ha scelto Udine sono dei giocatori che invece vivono di cose che non vedi nelle statistiche. Spesso i dati dei bruttini non li vedi nella statistica, ma li percepisci quando rivedi la partita. E questa è una cosa che magari ogni tanto mi dà fastidio quando vedo che Davide non è esaltato al massimo, perché dico andiamo a valutare una partita e non vedremo mai nella casella punti o minuti o palle rubate che cosa c'è, ma magari c'è un blocco per un compagno, un seal sotto canestro, una spazzatura per altri. Queste sono quelle cose che non hanno statistica, ma in un sistema sono importanti. I nostri lunghi sono questi. E poi c'è la grande capacità di coach Bertemati di aver adattato una coppia che nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere quella di Matteo Doros da 4 e Xavier Johnson da 5. Quindi Xavier Johnson la licenza di poter usare il suo talento e la sua grande forza fisica. Secondo me quest'anno è l'anno in cui è maggiormente maturato come giocatore, di poter gestire la propria area e la propria spazzatura dentro fuori. Infatti se voi notate molti momenti della partita abbiamo Da Rossi interno e Xavier Johnson esterno, quindi questa intercambiabilità non è neanche facile per le difese. Questa è una delle grandi, secondo me, chiavi, avere due giocatori interscambiabili, due giocatori intelligenti e due giocatori che possono mettersi a servizio della squadra anche con le piccole cose. E poi Da Rossi è un playmaker in più, quindi è un vantaggio ulteriore questo, no? Soprattutto per un campionato di A2. Chiaro, io dico sempre che mi piace anche per caratteristiche personali, anche mi è sempre piaciuto che ci fosse tra i lunghi un giocatore che vedesse il campo e se fosse anche un grande passatore, perché creando questa bidimensionalità intellettuale in campo, dopo è difficile trovare punti di riferimento. Ad esempio ci sono molte squadre che sono, una volta che Ichi dà via la palla, lo anticipano e evitano che riprenda la palla, o lo stesso Lorenzo Carotti. Ecco, in quei casi lì, avere la palla da Ross è come dare la palla a un altro giocatore che possa essere un playmaker aggiunto. Vi ricordo che ad esempio nella Trieste della promozione, in cui io ci giocai contro Treviso, Eugenio Dalmassons, allenatore di Trieste, addirittura faceva portare sulla palla Matteo Daros, quindi toglieva subito dal peso Fernandez come attaccante e Daniele Cavaliero di andare in attacco senza doversi preoccupare di portare sulla palla perché ci pensava Matteo Daros. È un giocatore totale. Domanda cattivella al buon Michele. Quanto ti rode non essere in campo adesso, in questo anno? Allora, io ti dico questa grande cosa, la vita non è un film. Io ti dico, la tua domanda ti potrei rispondere, pensa se avessi iniziato la stagione mi fossi fatto male a un crociato e dovessi star fuori tutta la stagione. Dici meglio viverla da fuori così? Con questa... Beh, guarda, adesso io penso che sia peggio essere giocatore e non poter essere al 100% e non poter essere magari infortunato. Invece adesso sì, non poter vivo. Contribuire, dici. Bravo, invece adesso vivo questa emozione ed è la prima volta che mi succede, quindi sono anche molto fortunato perché ci sono dirigenti nello sport che non hanno mai potuto vivere un'emozione del genere, invece poter vivere, lavorare dietro una società, capire che cosa ci sono gli sforzi, quanta gente lavora dietro, vi faccio i complimenti anche a voi che personalmente siete nel nostro entourage e sapete quanto lavoro c'è e quanto bisogna sacrificarsi, quindi se siamo qui è merito di tutti. Quindi faccio i complimenti a tutti noi perché se la squadra è arrivata qua c'è anche merito di chi è dietro le quinte. E c'è anche merito di chi fa capire cosa vuol dire giocare per Udine, perché questa non è una cosa scontata, no, perché anche tu Michele hai anche un po' questo ruolo, no? Che comunque molti ci hai già giocato contro assieme ai ragazzi che sono a disposizione di coach Bertemati, però molti magari arrivano in una realtà la prima volta che non sanno bene dove arrivano e far capire anche cos'è Udine, ci serve una figura anche di questo tipo, no? Perché magari facile Mirza Libegovic, magari lo sa anche lui bene cos'è, ma agli altri magari serve anche qualcuno che lo faccia capire, perché sennò rischi di arrivare in una Cantù di turno che magari non hai ancora ben capito bene in che realtà sei arrivato. Per fortuna noi abbiamo un totem, un pilastro nella nostra storia come Michele Antonutti, penso insomma
riassuma bene cosa voglia dire Udine, l'udinesità, la pallacanestro per questa città. Speriamo, incrociamo le dita, non diciamo niente, Michele, non diciamo niente. Guardami in silenzio. Benissimo. Bene, grazie mille. Grazie per la tua Ma grazie a partecipazione voi. quest'oggi. Grazie a Michele. voi, grazie a voi, è sempre bello vedere quei palloni con gli spicchi lì e che sia di buon auspicio, e ringraziamo personalmente tutti i tifosi che in pochissimi minuti hanno reso sold out. Dispiace perché se avessimo avuto 8.000 posti vi assicuro che per le Anzi. richieste e tutto ne avrebbero riempiti 8.000. Quindi grazie della vicinanza, stateci assieme, perché se deve succedere qualcosa di importante è anche grazie a chi ci sostiene ogni domenica. Perfetto, grazie Grazie, Michele, Michele. a presto. Ringraziamo Michele Antonutti, che ovviamente ci ha aiutato, no, nel fare questo piccolo passaggio, nell'aiutarci un po' anche a presentare, chi meglio di lui, no? Per presentare un po' il momento, che area si sta respirando qua all'interno della Udine Basket, ecco, definiamola così, perché ovviamente è chiaro che io ho citato 2 singoli giusto perché sono 2 singoli di un'altra categoria, secondo me, però era giusto anche citare in generale una squadra che veramente si sta preparando in grande stile a un evento che potrebbe essere storico. Potrebbe essere Non storico, diciamo niente, e non ci diciamo fermiamo al condizionale. Switchiamo? no, aspetta. O volevi già... Io so che tu hai preparato una bella clip. Vuoi farla vedere? Sì, dai. Perché io l'ho già elogiato troppo, poi dopo sembra che sono di parte. Però No, va dai, bene, no. va bene. Allora, presentala tu, è opera tua. no, abbiamo un giocatore del momento, no? Secondo me a Cremona, come diceva molto bene anche Antonutti prima, no? Ci sono tanti giocatori che hanno fatto il proprio lavoro anche dietro le quinte, e molte volte, anche se poi dopo si va a vedere le statistiche, tipo è inutile da dire guardi le statistiche, ma guarda in generale la partita, il migliore in campo è stato Xavier Johnson. È ovvio che non era neanche nel quintetto iniziale, però Ma tutto questo lungo preambolo per dire ma c'è chi con la semplicità della sua pallacanestro in realtà semplicemente vede le cose prima degli altri, crea delle situazioni di vantaggio clamorose. breve no? clip e poi torniamo. Vediamo Matteo Da Ross. Dopo andiamo al calcio. Sì, cosa avevamo anche? Johnson, se no andiamo al calcio. Johnson, dopo andiamo al calcio. Cioè, passaggi da regista, io li ho definiti così, cioè, in particolare uno che mi ha sorpreso, vabbè, tralasciando il back pass, che quello è chi quando ricevi la palla lì lo vedevi già con l'occhio che guardava il compagno. Ha un'intelligenza ce l'aveva già pronto, un'intelligenza però a me superiore. il passaggio più bello di quelli che mi ha fatto impazzire è quando gli arriva la palla tipo stile pallanuoto. Io ho fatto pallanuoto, ti posso dire che è una roba difficilissima da fare. Ti arriva la palla, mentre che la controlli già hai preparato il corpo per passarla al compagno e gliela mette sui giri giusti ad Ambrosin che poi appoggia. Cioè, quello secondo me è il passaggio più complicato da fare, e l'ha fatto nei tempi perfetti. Matteo Da Rosso ha detto Michele Antonio, no, anche quando ci giocava contro era un problema, perché in realtà è un lungo che doveva stare lì a aspettare la palla dall'altra parte del campo, invece la portava lui, quindi già anche a livello di marcatura cambiava tanto. Chi invece diventa difficilissimo da marcare è Xavier Johnson, perché è dominante. Cioè è vero che lui ha detto, no, che è un 5, no, che fa fatica, no, anche, no, da questo punto di vista, però è chiaro che parliamo di un giocatore che fa tutta la differenza del mondo, perché non è un 5. Ed è questa la sua forza, no? Perché non essendo un 5, quando fa l'1 contro 1 contro un 5, a parte che ha un'esplosività fisica che io raramente l'ho visto soffrire al rimbalzo, anche contro centri americani quest'anno, penso a un Dustin Hogg di turno, però la sua grande forza... Marcato benissimo da Pavard. Però la sua forza... Sottolineiamo questa cosa. La sua forza è che, essendo un 5, che però non è un 5, come diceva prima anche Michele nel suo intervento, continua a intercambiarsi di posizione con Da Rossi, quindi molte volte, e a Cremona è successo 3-4 volte, Johnson riceve palla in mano con un mismatch, cioè contro un avversario più piccolo di lui. È chiaro che questa cosa ti dà un vantaggio enorme, soprattutto per uno dalla qualità di Johnson, perché se ti capita un giocatore un po' più piccolino, Stefano, no? Tu lo facevi col calcio, ma nel basket è ancora più forte questa cosa, puoi usare il tuo fisico, che lui ce l'ha ed è addirittura esplosivo, perché era un vantaggio. Infatti Johnson ha fatto 5-6 punti così. Quindi quello veramente è una trovata tattica, e qua va fatti i complimenti al coach Verdemati, che risolve magari un problema che in realtà all'esterno per noi, no? Magari poteva sembrare un problema, no? Quello di non avere un centro
nel vero senso della Centrone parola, Walters, come era sì, un americano che spacca tutto, ma per il gioco divertimento serviva più un Bruttini, un giocatore di sistema, come piace dire a te, no? Che lega il gioco, no? Che ti permette di fare certe cose, per poi dopo magari inventarsi queste soluzioni tattiche, ed alla fine i risultati parlano chiaro. I risultati parlano chiaro. Ti aggiungo solo una piccola postilla. Il grande merito è stato anche della dirigenza, che è andata a pescare nel momento in cui ti si fanno male Pini e Stefanelli, vai a prendere Pulazzi e Pepe, cioè metti dentro Pulazzi che è 2 titolari, sì, che non fanno i titolari però. sì, e tra l'altro Pulazzi, giocatore di A1, che sposta l'equilibrio. Detto questo, un ultimo sguardo al calendario, perché Apu e Web, anche Web Gesteco, oggi non abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato ieri, impegnate insomma questa volata finale, una partita in più da recuperare per la Udine, quella con l'Urania, una partita in meno da giocare da qui alla fine per la Web. Nel prossimo turno Fortitudo Apu Udine, Web Gesteco Cividale che invece affronterà Brindisi, tanto in un orario molto strano, alle ore 12. Infatti qualcuno mi ha detto: ma veramente giocano alle 12? Sì, giocano veramente alle 12. Piccola postilla sulla Web che insomma deve ritrovarsi, ha avuto un calo fisiologico, abbiamo detto più volte, dopo la Coppa Italia, qualche giocatore da recuperare su tutti i Miani, no? Come ha ricordato anche il presidente Davide Miklic, in una maniera un po' gasperiniana, tipo non riesce a tenere il pallone in mano. Allora dico, per uno che ha dato tanto come Miani deve essere recuperato, perché è un giocatore sicuramente che fa la differenza per la Web che secondo me adesso deve stringere i denti, tirare fuori l'ultima energia e arrivare a un playoff che sarebbe meritato per quello che abbiamo visto. Ma se guardi il calendario, le prossime 4 partite, no, Udine puoi fare i conti, no, per quando arriverà magari la promozione diretta, no? Perché è chiaro che è un vantaggio importante, e vedendo anche il momento della squadra faccio fatica a pensare a un blackout di più partite. Quindi è un Udine che deve continuare così e prima o poi arriverà la vittoria. Ma se andiamo a vedere un po' invece il calendario della Web, sono scontri diretti importantissimi, perché Fortitudo, va a giocare Urania, a Brindisi, 100. va a giocare al Paladozza e poi dopo viene in casa a Milano. Cioè sono 3 scontri diretti per restare nel gruppone che poi dopo andrà ai playoff diretto. Quindi è chiaro che la Web si gioca paradossalmente nel mese di aprile il suo finale di stagione, perché in caso arrivino su queste 4 partite, faccio un esempio, 2 sconfitte, rischia di cosa che è probabile, vedendo gli avversari, non è una roba impossibile, sia chiaro, perché ci sono anche avversari forti, e rischi veramente poi dopo di perdere quel terreno che hai già perso con queste ultime uscite, Vigevano, Verona e Torino, che poi dopo non riesci più a recuperare perché poi finisce il campionato regolare, e quindi poi magari rischi a sorpresa di rimanere fuori o arrivare ai playoff per il rotto della cuffia con un posizionamento che poi ti fa fare un cammino veramente veramente difficile. Quindi è un finale di stagione molto equilibrato per un campionato super equilibrato. Sembrava una frase fatta, il campionato difficile, equilibrato, lo dicevano sempre, no? È da agosto che lo diciamo in pratica, però effettivamente ad oggi, se guardiamo la classifica, è una classifica super equilibrata con tantissime squadre in pochissimi punti e tutti possono battere chiunque. Cioè anche la stessa 100 che affronterà sia Udine che Cividale può veramente vincere contro chiunque. Quindi veramente parliamo di un mese importante per entrambe. Una che può portare a un sogno, per l'altra può portare a un consolidare un percorso di crescita molto importante che quest'anno si è, secondo me, è cresciuto talmente tanto da arrivare addirittura a una finale prestigiosa di Coppa Italia, che non dimentichiamo è una cosa che molte squadre neanche ci arrivano mai, o Cividale in 5 anni ci è arrivato. Quindi vanno anche dati questi meriti. Switchiamo al calcio. Ah sì, perché non possiamo parlare un'ora di pallacanestro, la scaletta rigorosa di questo appuntamento, che ricordo ogni giorno alle 15, cioè ci vedrete, magari non sempre me, il compare Vescini, Pontoni. Sì, per il maglione Pontoni, tutti i giorni alle 15, proprio per fare un punto di giornata e approfondire tutto quello che sono le notizie che arrivano dal mondo dello sport friulano. Passiamo al calcio. E che dire, settimana delle nazionali, finalmente è terminata, si può tornare a parlare di campionato. L'Udinese è attesa da un grande big match contro l'Inter a San Siro domenica alle 18, noi ci saremo,
e Inter che arriva con qualche problema di formazione di troppo per Inzaghi. L'Inter resta fortissima, tra l'altro Inzaghi panchina d'oro, secondo me meritata Vabbè, per per quello che ha quello che sta fatto. facendo. Un Inzaghi che insomma si appresta alla sfida con l'Udinese senza 3 titolari. Sì, che non devono essere visti come un vantaggio secondo me per l'Udinese, perché comunque è inutile dire, ma l'Inter sulla carta è la squadra più forte d'Italia, se non a tratti anche d'Europa, mi permetto di dire questo, quindi ovviamente è un avversario che, ok, non avrà qualche titolare, ma comunque rimane una squadra super super attrezzata, però io sfrutterei questa sfida per ritrovare un po' quello stimolo, quella brillantezza, quell'entusiasmo che tanto ci aveva fatto anche sperare, sognare in una possibile corsa finale verso l'Europa, contro l'Empoli, il Parma, eccetera, eccetera, che invece si era un po' affievolito, era un po' scomparso contro il Verona, no? Un po' quello spirito lì che tanto giochi con la spensieratezza del non aver nulla da perdere, no? Troppa spensieratezza col Verona. Quello che però con l'Inter puoi trovare, perché tanto vai a San Siro, a casa della capolista, non hai nulla da perdere e ci puoi provare. Inzaghi perde 3 giocatori, ne recupera 2, Runis invece tutti a disposizione. Oggi rientreranno nella seduta di allenamento pomeridiana Biol e Lovric, che hanno avuto gli impegni con la Slovenia, mentre Lucca, nulla di grave, ha semplicemente chiesto, povero ragazzo, un giorno di permesso. Perché? Perché ha fatto la trasferta di Dortmund, è un po' faticato e ha chiesto un giorno che la società ovviamente gli ha accordato, nulla di grave, nulla di impossibile, però ha chiesto un giorno di riposo e quindi tornerà a giocare da mercoledì, tornerà ad allenarsi al Bruseschi con agli ordini di Runic, quindi nessun allarme Lucca, semplicemente oggi non è rientrato mentre Biol e Lovric sì, appunto perché ha chiesto un giorno di permesso. Abbiamo visto anche degli sprazzi di Pafundi, l'abbiamo detto così, ieri sera nel match di Under 21 Italia-Danimarca. Abbiamo sempre detto Pafundi ha bisogno di giocare per esprimere tutto quello che è il suo talento, più gioca secondo me meglio è per tutti, per l'Udinese, per lui, per la sua crescita, per noi, anche per noi che potremo goderci un giocatore sicuramente più incisivo e più maturo, no? Dopo questi anni un po' così borderline tra l'essere un giovane promessa e essere un giocatore fatto e finito. Sprazzi di Pafundi, che partita è stata? Beh, è stata una partita complicata in realtà per l'Italia, mi permetto di dire questo perché è stata un'Italia che veramente ha fatto fatica a imporre il proprio gioco e un 1-1 che in realtà ci sta, quello con la Danimarca di Thomas Christensen, quindi derby friulano, definiamolo così, derby a tinte bianconere in un match di Under 21 che si è giocato a Cittadella, quindi mettiamo un po' di dati giusto anche per dare un po' di contesto a chi non ha visto la partita. E Pafundi che perché Sprazzi? Perché è stato posizionato come trequartista un po' in questo 4-3-1-2 di Carmine Annunziata ed era un po' quello un po' più attivo, era quello anche un po' più cercato dai compagni per cercare di fare la giocata, fare qualcosa in più che potesse dare una superiorità, no? All'Italia. Qualche lancio buon per Ambrosino, qualche scambio di prima, no? Qualcosa l'ha fatto Pafundi. È stata una partita a sprazzi perché poi non ha giocato neanche tutti i 90 minuti, quindi per quello non mi sento di elogiarlo troppo perché anche forse l'avversario, il modo non è riuscito a esprimere tutto il suo talento, però le volte in cui veniva servito o che si smarcava, alzava la testa, di qualità, faceva le giocate di qualità. E per un ragazzo, ricordiamolo, 2006, quest'anno fa 19 anni, se ho fatto bene i conti, sì, fa 19 anni, vai in nazionale Under 21, quindi giochi anche contro quelli di 2 anni più grandi di te, e comunque sei il compagno che cercano di più, sei tra virgolette il numero 10 anche se non ce l'hai sulla maglia e tutto, è chiaro che è, non dico un certificato di garanzia perché vuol dire che esci dall'Udinese, però Mauro è da casa però un po' critico perché ci dice lo stanno ingabbiando troppo, faccio un riassunto. Sì, è vero. E nel calcio d'oggi, ma guarda che è molto difficile, guarda, è vero, lo si vede nei campi dei giovanili, io frequento i campi dei giovanili nel weekend e ti dico, vedo troppi allenatori che lasciano poco liberi i giocatori, i giovani e ci mettono troppe nozioni, facendo perdere la componente ludica che è il calcio. Quindi quando vedo partite di Pulcini, tra l'altro che trovo assurdo, permettimi, che per non far arrabbiare nessuno,
per non offendere nessuno, fino a quando si tratta delle categorie, no? Sotto i giovanissimi non esistono i risultati. Gran cagata. Grande, la Gran trovo cagata. veramente una stupidaggine. Perché anche togli perché- la competizione, Sì. che è quello che ti sprona a migliorare. Partite giocate su 4 tempi, ogni tempo... Vince l'amicizia. No. Cioè io voglio vincere 3-4-0, 7-0. Io andavo a perdere 10-0 quando giocavo a calcio ai pulcini, ma mi arrabbiavo. Figurati tu che sei già una generazione più vicina Eh. a questa, figurati quando c'ero io che si faceva classifica già nei pulcini. No, ma se poi Ma è giusto così, sfottevi no? l'amico. Non è no? che Ci adesso sta. sono impazzito io per quanto classifica nei pulcini, anzi perdere ti forma, no? Ma ti sprona a migliorare, molto Ti sprona a semplice. La migliorare. competizione ti In migliora. più ci vede in queste partite dove già non c'è risultato, già dove è cioè l'intervallo tecnico dove un allenatore può fermare la partita quando vuole per mettere giù 4 cinesini, 4 connetti e fare un esercizio tecnico. Cioè, vabbè, a me passa Questo voglia non è di- calcio. Questo non è No, calcio. perché poi se tu mi No, dici, ma per- oggi no. vedo dei campioni più forti che imbottiamo la testa dei bambini di diagonale, marcatura, Le preventive, le codificate, che sono tutte delle grandi Gioca a stronzate, braccetto, che perché, cosa vuol dire scusa, gioca a braccetto? permetti una parolaccia, sono cose verissime quando si parla di professionismo, quando parli di alti livelli, fatico a vederle nei dilettanti, nelle categorie alte dilettanti. Oggi quello che mi preoccupa è che non vedo un ragazzino che sa fare 3 palleggi, fare un bel lancio, un bel tiro, magari fare, che ne so, un colpo di tacco, perché la fantasia è strozzata, è ingabbiata in tutto questo, no? Se bisogna giocare a 1 o 2 tocchi, se non giochi a 1 o 2 tocchi finisci in panchina. Sono cose che non condivido. Poi quando vedo che non ci sono più quel tipo di giocatori, io mi dico, è normale, perché quella naturalezza, quella spensieratezza, quella spregiudicatezza del calcio di strada, delle ore che si passava a giocare al campetto in parrocchia, perché io faccio parte ancora di quella generazione lì, oggi non lo vedo più. No, Vabbè. guarda, ne parlavamo fuori onda prima anche con i ragazzi, non si gioca più per strada, non si gioca più nelle parrocchie e quello vuol dire che ti manca anche poi la capacità di inventiva, perché tu non sviluppi più quella roba lì, che per esempio un ragazzo come Pafundi ha, però come diceva il commento molto bene Mauro prima, viene ingabbiato in questo sistema tattico che devi giocare trequartista al centro, non ti devi spostare troppo, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che dopo anche gli stessi giocatori fanno fatica a emergere. Molto semplice, emerge sempre quello che è più muscoloso, quello che è più grosso, quello che corre di più, quello che ha più fiato, quello che ha la gamba più lunga, no? Quelle robe lì, perché si fa fatica a dare spazio a chi in realtà ha talento, perché Pafundi, se io fossi allenatore dell'Under 21, sia chiaro, non sto dicendo Runic, perché magari Runic è chiaro che non toglierei mai Toven per mettere Pafundi in questo momento, poi magari il prossimo anno ne riparliamo, ma in questo momento ovvio che no. Però se io fossi Carmine Nunziati direi, Pafundi, tu gioca dove vuoi, trovati la tua posizione, come facciamo fare a Baggio, dice un Baggio, vai dove vuoi, trovati la tua posizione, gli altri cerchiamo di tamponare e dare equilibrio cercando di tamponare gli altri spazi, così Pafundi è libero, magari esprime quello che è il suo potenziale. esatto, magari in una zona della partita si allarga un po' più a destra perché trova lo spazio, poi va a In realtà sinistra. è quello che ha fatto Wenger, all'Udinese. Per quello non toglierei mai Toven in questo momento. E questo serve, no? E soprattutto, per chiudere, non c'è più nessun giocatore che sa fare il doppio passo, che è la finta più facile del mondo per saltare l'uomo, perché è la più veloce, tatam via, e nessuno lo sa più fare. Io non vedo più doppi passi. L'ultimo era Neymar che lo faceva. Davis, visto fare un doppio passo. Uno al Cagliari, doppio passo, boom, gol. È fatto, perché è talmente un dribbling che era normale, è diventato talmente tanto speciale che i difensori non se aspetta neanche più. E quindi No. Davis su Luperto, bruciato, gol, via. Saltare l'uomo è la base del calcio, si può cosa fare. E come sono andati i Lovers Biol? Abbastanza bene, hanno giocato entrambi contro la Slovacchia in una partita importante, ne avevamo già parlato ieri col buon Jesse che aveva fatto un buon recap, e è importante che loro giochino, che trovino un minutaggio. Runic magari sperava un po' di meno, l'aveva anche detto dopo la sconfitta del Verona, dice peccato perché so già che Biol giocherà 200 minuti in maniera ironica, aveva detto ovviamente, quindi magari sperava riuscissero a riposare un pochino di più, però è chiaro che tornano comunque motivati perché la Slovenia ha confermato la propria categoria in Nations League, quindi comunque anche a livello di umore tornano più contenti e soprattutto tornano 2 giocatori fondamentali, assieme a Luca che ne abbiamo parlato prima, Lovic e Biol in questo Udinese di oggi sono fondamentali entrambi, quindi è importante che tornino
per fortuna senza acciacchi, ma con anche un po' più di entusiasmo. Dico una cosa, la nazionale non è mai un problema, secondo me i giocatori, soprattutto per come l'ho detto anche ieri, per le squadre che non fanno le coppe, che non hanno l'occasione di giocare a certo tipo di livelli, permette a questi giocatori di competere a un livello superiore, di misurarsi in ambito internazionale e fa solo che bene. Io sono per un calcio dove non è un problema giocare di più, un problema è competere a un certo tipo di livello, si cresce solo se si gioca a un livello superiore. E le competizioni internazionali, vuoi o no, ti permettono di alzare l'asticella perché trovi squadre, i migliori giocatori delle altre nazioni in un contesto così internazionale. Io non ci vedo Ti faccio, guarda, nessun mi hai fatto problema. venire in mente, faccio i complimenti, saranno contenti dalla regia, a Romelu Lukaku, perché Romelu Lukaku ha fatto un discorso super interessante all'ultima partita col Belgio, no? Lui capitano, leader del Belgio, personalità, tutto quello che vuoi, e fa sto discorso, praticamente finisce alla Pontoni. alla Pontoni, cioè prende tutti, gruppo Belgio, ricambio generazionale sta facendo in questo momento, quindi ricordiamo, non ci sono gli Hazard e compagnia bella, non ci sono più quelli, sono tutti ragazzini, giovani, quindi lui è il leader, proprio carismatico anche dello spogliatoio. Lui li prende tutti attorno e fa: bravi ragazzi, abbiamo vinto, anche se potevamo vincere un po' meglio, non dovevamo trovarci in questa situazione perché il Belgio praticamente era in svantaggio per l'andata, ok? Aveva perso 3-1 all'andata, al ritorno stava 0-0 a fine primo tempo, secondo tempo in 15 minuti hanno fatto 3 gol e hanno vinto 4-3. Ok, quindi per farti capire, quindi ho detto non ci vanno a trovare in questa situazione, però complimenti e tutto. Adesso vi chiedo una cosa: ognuno di noi tornerà nel proprio club, cerchiamo tutti di vincere un trofeo, una coppa, proviamoci, ognuno di noi con il proprio club provi a vincere una coppa, perché questo ci aiuterà, perché farà crescere la nostra mentalità e quando torneremo qui saremo tutti più forti anche dal punto di vista mentale. Lo Proviamoci. stesso vale, secondo me, viceversa. A proposito dei giocatori che devono crescere, c'è Piana. Piana ha parlato. Piana ha parlato insomma ha chiarito più quello che deve essere il suo futuro. Concordo con lui, ha bisogno di giocare. Ha detto: ho rinnovato poco fa, ma per giocare di più accetterei un prestito secco anche all'estero, cosa che condivido al 100%. Per i giovani è inutile, è bello stare magari in una squadra più grande e con giocatori magari più forti, però fa anche molto bene misurarsi con altre categorie, con altri contesti per giocare, anche se magari abbassi un attimo il livello. È giusto che giocare, non puoi crescere, non puoi migliorare se non giochi. Beh, direi Okoye, Sava, e quando sono entrambi rotti gioca Padelli, diciamo che è un segnale anche abbastanza chiaro da parte della società: ragazzo, qua non c'hai spazio. Non che non crediamo in te, perché se no lo avrebbero già venduto a titolo definitivo, ma non c'è spazio per lui. Quindi è chiaro che anche un Piana capisce e dice: ok, in questo momento forse posso considerare l'opzione di andare in prestito, opzione che aveva già considerato questo gennaio, ok, aveva già considerato la scorsa estate, poi si è fatto male, quindi ci sono state un po' di situazioni in cui Piana ha provato ad andare a giocare, adesso poi ci sarà l'estate dove sicuramente Piana, sia la società che lo stesso giocatore, si metteranno d'accordo e capiranno che forse è arrivato il momento di cercare una soluzione in prestito per quest'estate. Ci sono state parole importanti. Sì, più importanti di quelle di Piana, sì. Non per mettere una gerarchia tra l'uno e l'altro, però ha parlato il Group Technical Director dell'Udinese, Gianluca Nani, e ha detto cose interessanti. Andiamo a sentire la prima clip su cosa ha detto su Alexis Sanchez, che è un po' il tema, no? Questo Alexis Sanchez che speravamo avesse un impatto, poi una condizione fisica che non è mai delle migliori, anche col Cile non gioca. Andiamo a ascoltare qual è l'opinione di Gianluca Nani. Guarda, Sanchez ha un contratto con noi per l'anno prossimo e quest'anno è stato particolarmente sfortunato perché è arrivato tardi, si è infortunato subito e quindi insomma è partito da questo punto di vista svantaggiato. La squadra poi quando è rientrato ha iniziato a fare bene con una certa continuità e quindi insomma lui ha avuto qualche difficoltà da questo punto di vista. Con campioni così è evidente che devi anche sentire quella che è poi la volontà del calciatore, però io Sanchez la considero un'opportunità, non un problema, quindi insomma ci siederemo, se ci sarà il caso di sedersi, valuteremo e faremo le valutazioni quando sarà il caso di fare le valutazioni. Insomma. Un'opportunità, non un problema, però ci siederemo quest'estate a bocce ferme per capire le intenzioni di entrambi. Cioè, di solito Nani è molto bravo nel
non detto, cioè nel dire senza dire. Eh, Però un po' qualcosa gli è scappato, sia in positivo sia in negativo. Perché Sicuramente ci aspettavamo tutti un impatto di Alexis Sanchez diverso. Non è questo il Sanchez che pensavamo. È stato sfortunato, come ha detto Giancanani, è arrivato il momento in cui forzava forzava per bruciare le tappe della preparazione per essere in campo prima, si è fatto male, è stato fuori tantissimo, poi è tornato, non è tornato al 100%, poi prestazioni anche ondivaghe, no? Vedi Como, vedi beh, Venezia. come lo giustifico perché ha sbagliato Rooney, ci ha messo come numero 9. No, lo Lì lo so, giustifico. no, ma dico prestazioni non sue, in generale anche dell'Udinese. E poi cosa succede? Succede che l'Udinese prende un nuovo aspetto tattico, una nuova tattica, e forse lì Sanchez non riesce a trovare più la collocazione. Poi di nuovo una condizione precaria, lo vediamo col Cile. Io sono dell'idea che da uno che ha caldeggiato e spinto tutta l'estate Dai, di non Sanchez, me lo dallo ricordavo. scorso aprile, io l'anno scorso di questi tempi già spingevo Sanchez all'Udinese, vorrei che non si concludesse così la storia. Secondo me lo stesso Sanchez non vuole che sia questa la sua storia all'Udinese. Però non vuole nemmeno essere trattato così. Cioè, nel senso, Mm-mm. capisco tutto, però comunque sono un giocatore più titolato della squadra, con più esperienza della squadra, che forse sul talento puro sono il più forte della squadra. Però è chiaro se non che ho stai 5 bene, anni in più del numero 10 dell'Udinese, bene, quindi è chiaro che sulla corsa no, e tutto... però se non cioè, lascia stare l'età è un dato molto relativo. Vedi Cristiano Ronaldo l'altro giorno che ha 40 anni ancora, se stai bene giochi, no? Non sarà Ronaldo di anni fa quello che prendeva e puntava a tutto campo e andava, no, in profondità, si faceva 50 metri di scatto. Non è più quel Cristiano Ronaldo, ma un altro tipo di giocatore. A 40 anni comunque ha saputo reinventarsi ed essere ancora decisivo. Il problema è se non stai bene in un calcio che va a 1000, fai fatica ad essere competitivo, e questo vedo purtroppo, questo in Alexis Sanchez. L'unica cosa che mi fa un po' venire il dubbio è come fa a prendersi uno spazio, come fa a prendersi minuti un giocatore che poi come condizione ha sempre qualche acciacco, e l'età avanza, quindi gli acciacchi si sentono di più, te lo posso garantire anch'io, che quest'anno quando mi trovo sui campi i 2003, i 2004, i 2000, io che sono 92, insomma devi stare bene per corrergli dietro, e quindi per me è una questione fisica, ecco. Qua c'è un messaggio da casa, senza togliere niente al suo passato, ma nelle condizioni attuali adesso Sanchez rischia di essere un peso più che un aiuto, con rischio di palla spazio più giovane devo dare minuti. Per me resta prettamente una questione di fisica, di condizione. Trovate la condizione, può tornare a essere Sanchez. Però... senza la condizione Sanchez, quello neanche non può essere un aiuto. il discorso che secondo me anche faceva Mattias, che ha scritto il commento, in questo momento Udinese non ha bisogno di Sanchez. Cioè, questo Udinese qui non ha bisogno di Sanchez, perché è chiaro che parliamo di una squadra che è rodata, che funziona, che ha trovato la sua quadra con il 4-4-2, soprattutto è una squadra che comunque ha dei giocatori interessanti che possono crescere. Penso a Iker Bravo, penso a Pafundi, tutti i giocatori che ovviamente giocano nella posizione di Sanchez. Quindi è chiaro che da quel punto di vista lì parliamo veramente di una squadra interessante anche per un progetto a medio-lungo termine, e in questo progetto a medio-lungo termine puoi fare a meno di Alexis Sanchez. Io però condivido quel poi di Nani che dice Sanchez in questo momento non è un problema, è un'opportunità, perché se a tutto questo discorso ci aggiungi probabilmente uno dei pochi giocatori che sono rimasti in Serie A che ti possono risolvere la partita con una giocata, perché privarsene? Soprattutto se sei una squadra che come obiettivo, con questo allenatore con il quale stai provando ad aprire un ciclo, è fare quel saltino di qualità. E per fare il saltino di qualità ti servono i giocatori di qualità. Tralasciando l'aspetto in campo, poi Sanchez sta facendo un lavoro enorme come uomo spogliatoio. Ci stavo per dire che aggiungere proprio quello. È quello, perché è chiaro che è un giocatore che porta mentalità, è un giocatore che questi campionati ne ha vissuti 20, è un giocatore che, vuoi o non vuoi, sa cosa vuol dire giocare per l'Udinese, conosce l'ambiente, un po' come Hiller, e soprattutto è un giocatore carismatico. Cioè non è un giocatore che sta lì tranquillo e fa, tra virgolette, da chioccia. Cioè è un giocatore che se ti deve sgridare ti sveglia. E infatti è adorato da Iker Bravo, uno che ha personalità, non scherza. Altro che c'è da capire cosa fare, che avrà voglia di giocare assolutamente, perché non può essere Iker Bravo questo, no? Uno che arriva dal Real Madrid, che arriva dal Bayer Leverkusen, che arriva da campione
in carica dell'Europeo Under vuole giocare, no? Però magari si libererà dello spazio perché non ci sarà più Thauvin. O Non ci forse sarà più no. Luca? O Non ci forse sarà più no. Luca? Sentiamo Chi lo cosa sa? ha Andiamo a detto. sentire intanto di Thauvin cosa ha detto sempre Gianluca Nani. Allora, il Thauvin ha intanto un contratto in scadenza quest'anno con un'opzione a nostro favore per un altro anno e noi già diciamo che sicuramente eserciteremo l'opzione. Quindi Thauvin per l'anno prossimo starà con noi. Quindi noi abbiamo ancora un anno e mezzo per discutere il prolungamento di contratto. Quindi insomma non c'è questa urgenza. Insomma. Thauvin è un grande giocatore, è il nostro capitano e rimarrà sicuramente con noi la prossima stagione. Hai messo la faccia sorpresa di Thauvin perché non si aspettava questa parola di Gianluca Nani? No, perché ovviamente la cosa che fa un po' sorridere è, ok, il giocatore vuole restare perché, vabbè, numero 10, capitano, si trova bene, l'abbiamo sempre detto. La società, l'abbiamo sentito adesso, vuole tenere Thauvin. Posso dirti una cosa? Allora, ha un anno meno di me, Florian Thauvin, 93 mi Sì. pare sia di classe. Inseguire chimere oltre i 30 anni è complicato, inseguire i grossi contratti economicamente è altrettanto complicato. Quando sei in una piazza dove stai bene, ti senti bene, performi, riesci anche a tornare nell'orbita della nazionale francese dove la competitività mi sembra abbastanza elevata, cosa vuoi di più? Cioè, io penso che il tuo meglio sia già stato, no? E adesso sia solo di gestire un finale che possa essere memorabile, cioè lasciare qualcosa nella memoria o magari anche vincere, però da comprimario o da gregario in un grande gruppo, dove non puoi essere tu il centro, no? 33 anni non puoi sicuro essere tu il centro, no? Di un progetto, di una big, almeno io la vedo così, quindi credo che la dimensione giusta di Thauvin sia quella di Udine, dove sta bene, dove ha trovato il suo equilibrio, dove Udine deve tanto lui a Udine, perché va anche detto che sì, non c'è Thauvin, sì, è vero che non c'è Udinese senza Thauvin, ma non c'è anche Thauvin senza Udinese in questo momento, perché è andato a pescarlo nel campionato del messicano, dove insomma si gioca su ritmi sicuramente diversi e dove la competitività è più bassa, non è per dire cattiveria o perché ce l'ho col campionato messicano, ma perché poi i risultati sono quelli, ed è stato ricostruito, è stato riportato sui livelli più alti. Quindi io credo che ci sia, ecco, l'Udinese debba tanto a Thauvin, ma anche Florian Thauvin debba molto all'Udinese per essere tornato quel giocatore che era in precedenza. So che l'unica cosa che può farlo vacillare è un ritorno ovviamente al Marsiglia, perché a Marsiglia Thauvin è considerato un po' come noi consideriamo Totò di Natale, quindi ha un valore molto, molto, insomma, anche affettivo, legame, la voglia di tornare a Francia. Se poi invece l'offerta della Francia è quella di andare a Rennes, decimo in classifica, 12° in classifica, insomma, non mi convince. Andare in una big a fare la riserva di un titolare, non lo so se... No, io non farei questa scelta a 30 passanni, perché credo che se trovi un posto, un ambiente dove stai bene, dove stai performando, basta, cioè è giusto anche fermarsi. Nella vita siamo sempre portati ad inseguire qualcosa, no? Nella nostra vita è sempre una tensione a fare qualcos'altro, però quando arrivi a una certa età sportiva, ma poi vale nella vita in generale, sia giusto anche fermarsi e guardare cosa uno fa e dove sta bene. Una massima anche di vita hai aggiunto nel vero. finale. No, parlavamo di Thauvin con molta tranquillità. Siamo molto... Hai spostato l'attenzione sulla vita e mi sono messo a riflettere sulla mia vita. Cioè, perché guarda, mi trovo... Un discorso veramente profondo. Non gioco a questi livelli, ma gioco a livelli molto, molto più infimi. Però ti dico, tante volte penso, potrei andare a giocare là, ho 32 anni, potrei fare ancora qualcosa, potrei competere, non competere. Ma quando stai bene, io faccio guardo me stesso, gioco con gli amici, mi trovo, mi diverto, ma chi se ne frega, ho già tutto. È ovvio che qua parliamo di professionismo, però c'è un bel contratto comunque, economicamente mi sembra abbastanza soddisfacente, importante. Ha una città che lo ama, una squadra che gli fa fare quello che vuole, un allenatore che ha fiducia su di lui, si è riconquistato anche la nazionale tramite l'Udinese, comunque l'attenzione del CT Deschamps.
ti ripeto, non andrei a inseguire chimere, cioè questa tensione sempre a qualcosa di diverso. Se stai bene, è giusto anche premiare un posto dove stai, ti fa sentire bene. E tu ti senti bene? Sì, qua tutto udinese, mi sento molto bene. No, a parte la battuta. No, comunque sono tutti discorsi, quelli di Toven, che possiamo rimandare alla prossima estate, perché Nanni è stato chiaro, ha detto noi abbiamo una clausola, all'interno del contratto c'è una clausola di prolungamento di un ulteriore anno a nostro favore che noi eserciteremo. Quindi semplicemente, ma quando verrà ufficializzato il rinnovo? Quando loro eserciteranno questa clausola, che ovviamente slitterà tutto al 2026, quindi poi Toven sarà ancora in scadenza il prossimo anno. E quindi puoi paradossalmente anche esercitarla il 29 giugno, perché il contratto scade il 30 giugno, quindi puoi anche esercitarla il giorno prima, basta che la eserciti quando vuoi. Quindi io penso che l'Udinese con calma aspetterà a sto punto la fine della stagione, perché comunque i primi incontri li faranno adesso in primavera, con calma, confermeranno la volontà di entrambi di proseguire. Ha cambiato l'agenda e l'agenda. Ha cambiato agente, è sempre un segnale di qualcosa, però cerco di leggere come un segnale per trovare un ultimo contratto qui a Udine importante. Sì, perché ovviamente è chiaro che Toven non ha nascosto la volontà in caso di concludere la carriera a Udine, perché è chiaro che quando una piazza ti ritrova, all'interno della quale poi tu ti ritrovi e cambia allenatore dopo un anno in cui praticamente Cioffi non ti vedeva titolare perché doveva giocare il Tucu, ritorni titolare, e non solo con un nuovo allenatore, ma con un allenatore che ti dà la fascia capitano, la maglia numero 10 e le chiavi praticamente della squadra, è un attestato di stima e di fiducia che ti fa pensare, dire, guarda, come dicevi tu, io sto bene, devo un attimo stabilizzarmi, sto bene, mi trovo bene, mi è nato un bambino proprio a Udine, e quindi è chiaro che c'è anche un legame affettivo con questa terra, vuoi anche per questioni extracampo, quindi perché andarmene? Quindi Toven non ha mai nascosto l'eventuale possibilità di concludere la carriera a Udine, visto che comunque, inutile che ci giriamo attorno, gli mancheranno ancora 3-4 anni di carriera ad alti livelli, forse anche 3. Quindi è chiaro che il prossimo prolungamento eventuale fa un triennale e dice ragazzi io poi dopo qua saluto tutti e mi ritiro. Quindi non è da escludere. Poi sai, noi ancora non facciamo questi discorsi, magari tu fra poco li farai, però quando ti nasce un figlio, io non lo so, però vedo tutti questi atleti che quando cambiano quando diventano padri, o anche negli altri sport quando le atlete diventano madri, però parlo del calcio maschile, quando diventano padri cambiano, o i cestisti quando diventano padri cambiano, no? Mi ricordo la famosa frase, no? Sulla Formula 1, no? Che dicevano il problema più grande di un pilota, sai qual è? Fare un figlio? Avere un figlio, perché perdi 2 decimi. Il secondo problema, fare il secondo, perché perdi mezzo secondo. Perché comunque ti prendi meno rischi, perché sei papà di famiglia, no? Questa frase mi è sempre rimasta in testa. Quindi comunque questo per dire che è chiaro che anche il legame extra calcio secondo me è importante. Cioè Toven sta bene, la sua famiglia si trova bene, Udine comunque lo sappiamo, è una città che ti dà tanto e non ti disturba, perché anche si permettono, cioè possono condurre una vita, passatemi il termine, normale, in una piazza come Udine che però ti dà tutto, che magari non puoi fare in una Milano di turno se giochi nell'Inter o nel Milan, e quindi perché no? Vediamo, staremo a vedere. Io direi che come agenda di oggi abbiamo detto tutto. Sì, abbiamo sviscerato. Occhio domani, abbiamo un altro ospite. Oggi abbiamo avuto il Cigno di Cheloredo, il brand ambassador della Puglia, Michele Antonutti, che ci ha aiutato un po', no? Perché ovviamente è chiaro che adesso il tema è l'Apu. Cioè ragazzi, inutile che ci giriamo attorno, è una squadra che sta per fare una cosa di importante, di storico, e quindi è anche giusto dare spazio a loro, però domani avremo un ospite di un'altra squadra del Friuli, non diciamo niente, quindi per rimanere un po' così, lasciare un po' di... Sempre ore 15, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, l'agenda di tutto Udinese. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo domani con l'aggiornamento di quello che sarà tutto quello che riguarda lo sport, diciamo, della provincia del Friuli di mercoledì 26 marzo. Ciao a tutti! Ciao ciao! Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, ci ridà le grinta e passione, Volley Thomason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno
5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette, accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it.